Passiamo ora alla rubrica dedicata alla salute curata dal dottor Paolo Madeschi, che oggi parlerà di ergonomia posturale insieme al dottor Lucio Marrone. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Videosound che parla dei problemi della salute. Oggi abbiamo ancora qui con noi il dottor Lucio Marrone, che è laureato in ergonomia e ci darà i consigli per cercare di non avere quelle sofferenze, quei problemi che purtroppo tanti di noi anche per la vita moderna hanno. Partendo magari dai giovani età, dai bambini, andiamo avanti. Intanto buonasera. È assolutamente necessario che i bambini facciano un'attività motoria corretta, che abbiano la possibilità di andare a piedi scalzi o comunque con delle scarpe molto leggere, non sul terreno piano ma al di fuori del terreno piano, quindi sabbia, sassi, questo sarebbe il top, cioè di produrre una vita più naturale possibile per alcune ore al giorno e qualora non potessero evidentemente utilizzare delle superfici che gli permettano di muovere completamente il piede, quindi tappetini, superfici morbide e comunque attività fisica. Dopodiché è chiaro, se si potesse avere un banco di scuola e una sedia di scuola adatta all'altezza del bambino sarebbe il massimo. Leggere, quando si studia, leggere, scrivere è un po' più difficile, però leggere con un leggio sarebbe già anche quello una correzione importante. Calzature corrette. Calzatura corretta vuol dire calzatura piana, completamente, abbastanza larga, deve rispettare la pianta del piede, con i lacci, soprattutto ben allacciata, visto che i giovani hanno questa moda adesso di non allacciare le scarpe, ma allacciata estremamente bene, dopodiché una dentatura, quindi l'apparato stomatognatrico deve essere sempre ben curato e preoccuparsi che il proprio dentista si occupi non solo della bellezza della nostra bocca, ma anche della coerenza che c'è fra piedi e bocca e della coerenza che c'è appunto nella deglutizione, quindi nell'apparato intero. Quindi quando i denti si incastrano bisogna che ci sia coerenza di forze. E dopodiché, insomma, tutto ciò che il sedersi su una sedia ergonomica o posturalmente corretta, utilizzare il più possibile. Noi passiamo un terzo della nostra vita a dormire, quindi dei materassi di nuova generazione che ci permettano che si adattino loro al nostro corpo e non noi al materasso, quindi tutto ciò che è lattice piuttosto che materiali moderni che si hanno inventato, ce n'è di tutti i tipi, farsi consigliare dai costruttori di materassi e da chi li vende, che sanno moltissime cose. Il cuscino evidentemente anche fa parte del corredo, diciamo, del materasso, e quindi un cuscino che rispetti le altezze giuste. Bene, io spero che voi abbiate seguito questi consigli. Se avete qualche domanda la mandate qui a Videosound e poi noi la gireremo e vi daremo le risposte. Ringraziamo il dottor Lucio Marrone, noi ci vediamo fra una settimana.